E buonasera, benvenuti a questa nostra seduta accademica. Abbiamo tre relatrici a cui diamo il benvenuto come al pubblico, giustamente folto perché è un argomento di grande attualità, di incandescente, purtroppo è una parola insomma, che viene a proposito, ma anche troppo attualità. Il tema è... no, dove l'ho messa? No. Allora, la sfida di Putin al mondo occidentale, radici storiche e scenari futuri della guerra russo-ucraina. Questa serata ci è stata proposta e sarà moderata dalla amica Maria Eleonora Guasconi. Benvenuta, la quale vi ricordo che è un professore ordinario di storia delle relazioni internazionali presso la nostra università, vicepreside della Scuola di Scienze Sociali, coordinatrice del dottorato in studi europei. Fa parte della commissione scientifica che cura la pubblicazione dei documenti diplomatici presso il Ministero degli Esteri. I suoi interessi di ricerca riguardano la cooperazione politica europea, la politica europea dell'Italia, la storia delle narrazioni del processo di integrazione europea e l'evoluzione del sistema internazionale post-guerra fredda. Interverranno però nello specifico sugli argomenti della nostra serata la professoressa Lara Piccardo, che insegna storia delle relazioni internazionali presso la nostra università e che si occupa della storia della Russia e dell'Unione Sovietica, su cui ha scritto diverse pubblicazioni, fra cui Ai confini dell'Europa, storia della Crimea contesa, pubblicato nel 2017. È stata fellow researcher presso l'Università Lomonosov di Mosca, ha ricevuto l'incarico di esperto della Commissione europea per il partenariato orientale dal 2015 al 2018 e insegna presso la Scuola di applicazione dell'Esercito italiano. Questa è Lara Piccardo, che abbiamo già avuto il piacere di sentire quest'anno su Mazzini, per cui quest'anno pubblichiamo alla fine dell'anno sempre gli atti dell'anno. E no, la confessione di Mazzini è stata l'anno scorso, per cui il saggio su Mazzini compare negli atti, che infatti te ne daremo una copia se non ce l'ha. Ah, te non ce l'ha data, bene. Però quest'anno ci saranno invece, spero, le relazioni di stasera, no? Che ci saranno consegnate a breve. E poi abbiamo la professoressa Mara Morini, che insegna a scienze politiche all'Università di Genova. Insegna Politics of Eastern Europe e politica comparata. È delegata dell'Ateneo ai rapporti internazionali con le università della Russia e dei paesi dell'Est. È stata osservatrice elettorale dell'OSCE in Russia, Uzbekistan e Moldova, visiting professor all'Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca. Ha pubblicato il libro La Russia di Putin 2020, La svolta della Russia 2023 e in inglese Presidentialization of Political Parties in Russia, cioè la presidenzializzazione dei partiti politici, un termine quasi eufemistico, comunque interessante dal punto di vista politico, la presidenzializzazione dei partiti politici in Russia, Kazakhstan e Belorussia, 2023. Ha coordinato e fondato lo Standing Group Russia e Spazio Post-Sovietico della Società Italiana di Scienze Politiche ed è editorialista del quotidiano Domani. Come vedete abbiamo degli esperti che hanno guardato in questi argomenti in maniera molto approfondita, proprio che vengono dal campo, per cui ci portano in fondo notizie fresche con grande, molto approfondite, come qui forse non sarà possibile entrare poi troppo nei dettagli, visto che abbiamo solo un'oretta, però confidiamo nelle loro parole, che sicuramente ci illumineranno su una situazione di cui tutti vorremmo sapere qualcosa di più. Grazie moltissimo dunque e vi ascoltiamo.
Buonasera, grazie a tutti. Prima di tutto ci tengo a ringraziare l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere per questo invito molto gradito, in particolar modo il professor Massimo Bagicalupo e la professoressa Stella Rolandi che hanno promosso questa iniziativa. L'idea di questa conferenza è di analizzare da un punto di vista storico ma anche politico le cause, le radici storiche dell'invasione russa in Ucraina. E lo faranno appunto due veramente autorevoli esperte del mondo russo. Da molti anni avete sentito che lavorano più vicino, lavorano sui temi legati alla storia della Russia, alla storia dell'Unione Sovietica, ma anche appunto proprio il mondo politico russo. Non a caso appunto la professoressa Morini ha pubblicato in tempi assolutamente non sospetti un volume proprio intitolato La Russia di Putin. Quindi l'idea è proprio quella di capire, comprendere le ragioni che stanno dietro all'invasione di Vladimir Putin dell'Ucraina, cercando di evitare frettolose semplificazioni, perché che non riescono a cogliere la complessità del mondo slavo. Troppo spesso, a mio avviso, ascoltiamo sia in televisione, leggiamo sui giornali, sui social media, delle analisi che o hanno un contenuto di natura ideologica oppure sono elaborate da esperti, tra virgolette, analisti che ben poco sanno del mondo russo. Quindi ritengo appunto invece necessario ascoltare proprio le persone che da questo mondo lo conoscono da tempo. Ma l'idea di questa conferenza è anche proporre una riflessione sulle conseguenze della guerra in Ucraina. Questo è un compito molto arduo, molto difficile, però appare evidente, e questo è un po' il titolo che abbiamo voluto dare a questa iniziativa, il fatto che Putin stia sfidando il mondo occidentale, stia sfidando l'ordine internazionale liberale guidato dagli Stati Uniti. E questo è apparso con forza sin dall'inizio dell'invasione russa, perché ci siamo tutti resi conto che questa guerra non riguarda soltanto due stati. Gli attori internazionali coinvolti sono molto numerosi, basti pensare al ruolo anche degli Stati Uniti, di tutti i paesi europei nel sostegno all'Ucraina e poi all'esistenza di tutto. Se da una parte assistiamo ad una forte solidarietà in campo occidentale, soprattutto in ambito NATO, ma anche all'interno appunto delle istituzioni europee, però c'è tutta una parte del mondo che invece questa solidarietà la sta mostrando sempre meno. Basti pensare, ovviamente, a parte il caso della Russia, ma la Cina, un attore così importante sul piano internazionale dal punto di vista politico, economico, militare. E non solo la Cina, pensiamo anche, seppur tra mille ambiguità, al caso dell'India o al caso appunto di paesi come l'Iran, oppure appunto in America Latina il caso del Brasile. Cioè c'è tutta una parte del mondo che è molto meno solidale nei confronti dell'Occidente e questa dimostrazione che il sistema internazionale sta cambiando, ci si sta muovendo in una direzione diversa. Certo, questo processo di trasformazione non è iniziato con la guerra in Ucraina, è iniziato appunto prima, alcuni anni prima, e su questo possiamo discutere quando sia iniziato, però rimane il fatto che stiamo assistendo veramente a un cambio di equilibri sul piano internazionale. Non voglio lasciare perdere troppo tempo in questa introduzione, lascio adesso la parola dapprima alla professoressa Lara Piccardo che parlerà da un punto di vista storico, no? Dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina, che lei ha studiato appunto da alcuni anni, per capire appunto anche la fragilità dell'indipendenza e del nazionalismo appunto in Ucraina. Quindi lascio la parola a lei. Grazie. Buonasera a tutti, mi fa piacere rivedere molti di voi che mi hanno conosciuto sotto altri vesti quando avevo presentato una relazione su l'idea europeista di Mazzini. Oggi cambio, come dire così, cappello e sembro presentare, anzi sicuramente presento un argomento decisamente differente dal precedente. Un tema, quello dei rapporti o comunque della conoscenza del mondo slavo che mi accompagnano dai tempi liceali, quindi diciamo una storia che comincia a essere insomma di una certa lunghezza.
Mi hanno sempre interessato le questioni che hanno a riguardo o che riguardano il mondo slavo, perché mi sono sempre accorta e forse avevo avuto modo già di sottolinearlo in occasione della relazione su Mazzini. Il mondo slavo viene mal percepito dove diciamo non esiste un elemento slavo, quantomeno maggioritario, uno che sia. Questo significa che come dire, alcune generalizzazioni, alcune forme di comunicazioni che attualmente sono più note come narrative, prendono spesso il campo e impediscono un po' di comprendere quelle che sono le ragioni che sottendono a determinati conflitti come quello in corso. E comprendere le ragioni di un conflitto non sta a dire che si giustifica l'operazione militare di qualcuno contro qualcun altro. Comprendere le ragioni di un conflitto significa evitare che quel conflitto possa in qualche modo essere sospeso sine die, per però poi riesplodere in modo, come dire, ancora più deflagrante. Comprendere le ragioni di un conflitto significa trovare delle soluzioni diplomatiche che adesso mi paiono ancora ampiamente mancare, riuscire a trovare un terreno, non dico conciliatorio, ma quantomeno comune sul quale parlare e poter provare a elaborare quello che è un trattato di pace. Senza un trattato le parti in causa possono anche sospendere i conflitti, cosa che Russia e Ucraina tra l'altro già hanno fatto nel 2014, ma poi nella volta successiva, quando non c'è un patto da rispettare e uno dei due belligeranti ritiene di dover aggiustare altrimenti la situazione, come dire, la guerra si ripresenta in un modo ancora più crudele del precedente. Purtroppo il mondo slavo è affetto da queste situazioni. Adesso diciamo la situazione si è scatenata, si è trasformata in conflitto caldo, ma qualche giorno fa avrete sentito parlare sicuramente del Nagorno-Karabakh, quindi di una nuova situazione di conflitto tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Quello è un ulteriore conflitto congelato. Esiste poi la situazione in Transnistria, quindi in Moldova. Esistono poi ancora le repubbliche di Abkhazia e Ossetia in Georgia. Cioè c'è una serie di conflitti congelati più o meno in questo momento raffreddati, che però sono lontani da avere una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti coloro che ne sono coinvolti. Quindi andare a affrontare la storia dei rapporti tra Russia ed Ucraina, quantomeno per sommi capi, perché il tempo evidentemente ci impone dei grossi, come dire, tagli temporali, e vede la sua giustificazione nella comprensione di ciò che sta accadendo immediatamente in questo momento. Lo sappiamo tutti, 24 febbraio 2022, ore 6 della mattina, Putin trasmette un messaggio autoregistrato in cui tutto sommato la scelta di alcuni paesi e di alcune parole, come dire, viene sempre ricordata. Missione speciale, quindi come dire, non è neanche un'invasione, l'Ucraina non merita nemmeno una dichiarazione di guerra, non è neanche considerata un paese dalla Russia, quindi è una operazione speciale militare per denazificare sostanzialmente, quindi eliminare in qualche modo il regime di Zelensky e in qualche modo aggiustare la situazione in altro modo. Questa situazione e diciamo l'aggressività della Russia viene condannata dalla maggior parte dell'opinione pubblica mondiale e dalla maggior parte degli stati, non da tutti. Non so se qualcuno di voi ricorda la votazione all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU all'indomani dell'aggressione, ci sono state, come dire, le astensioni di alcuni paesi, come per esempio la Cina, membro permanente, ovviamente la Russia aveva votato contro, e per esempio l'Arabia Saudita, che in quel momento invece era membro a rotazione del Consiglio. Quindi diciamo una comunità internazionale che fa intravedere anche delle profonde divisioni e rivalità che la dicono lunga sulla situazione un po' complicata in cui siamo rapidamente degenerati. Ora, diciamo, a lungo ci si è interrogati sugli obiettivi di Putin, perché naturalmente la questione rimaneva sul fatto come Putin abbia e perché Putin intenda conquistare l'Ucraina proprio in questo momento.
Qui ci sono un po' di indicazioni che devono essere comunque sempre seguite. Innanzitutto la rivalità Ucraina-Russia non è una rivalità che si proclama solo in tempi recenti. La rivalità Russia-Ucraina nasce grosso modo nell'800 d.C., quindi proprio 800, quando da noi c'era come dire Carlo Magno. Ecco, là si andava a creare un regno slavo, un principato slavo, il primo principato slavo, che era un principato slavo ucraino. Quindi nasceva, come dire, un primo principato dove un'imperatrice bizantina sarebbe stata collocata in modo da poter trasferire, ecco, la cultura bizantina e in qualche modo anche una sorta di religione ortodossa dall'impero romano d'Oriente verso questo nuovo regno slavo. Mentre in quell'area, quindi diciamo grosso modo Crimea e poco su a nord, si stava realizzando questo esperimento storico che si chiamava la Rus di Kiev, bisognava aspettare ancora un po' di secoli perché a Mosca si creasse una seconda Rus, la Rus di Mosca. Quindi abbiamo già in epoca medievale, al momento del sorgere dei primi regni e principati slavi, la compresenza, ma non ancora antagonismo, di due differenti Rus. Da un punto di vista etnico si parla anche di gruppi differenti, perché purtroppo, o comunque non dovrei neanche dire purtroppo, mi limito a sottolineare come la componente etnica nella maggior parte di questi conflitti congelati giochi un ruolo fondamentale insieme alla storia, insieme poi naturalmente a tutte le contingenze che sono economiche e politiche dell'oggi. Ora, la Russia e l'Ucraina così divise affrontano due storie un pochino diverse. E le affrontano diversamente anche perché l'Ucraina da che nasce si trova sostanzialmente un po' contesa e schiacciata tra più vicini ugualmente interessati a quei territori. La Polonia è una di queste, da una parte c'è la Russia ma dall'altra parte c'è la Polonia. E non è un caso se diciamo a seguito di tutta una serie di trasferimenti di territori dell'Ucraina un po' verso la Russia di Mosca, un pochino verso poi la Confederazione lituano-polacca, l'Ucraina si ritroverà ad un certo punto nelle condizioni, e qui saremo grossomodo nel 700 con Caterina la Grande, a venire ingerita completamente nel grande impero russo, che era stato formato qualche decennio prima da Pietro il Grande, insieme alla Polonia, che poi sarebbe stata spartita tra l'altro con altri imperi. Quindi ad un certo punto l'Ucraina smette di esistere autonomamente, confluisce prima parzialmente in Polonia e poi successivamente rientra insieme a queste all'interno del grande impero russo, e tra l'altro confluisce in un governatorato insieme alla Crimea. Crimea, territorio particolarmente interessante perché la Crimea non era parte dell'Ucraina. In Crimea, come dire, il primo principato della Russia di Kiev, quando c'era Jaroslav il Saggio, effettivamente faceva parte dell'Ucraina, del territorio che adesso chiamiamo Ucraina, ma quel territorio durante le varie invasioni turcomanne, durante le invasioni dei mongoli tatari, sarebbe diventato indipendente, tant'è vero che mentre nascerà un Khanato di Crimea, quindi Khan di origine mongola, religione islamica, il resto del territorio invece diventerà ortodosso e naturalmente di lingua slava. Quindi abbiamo una differenziazione anche qui al suo interno. La Crimea storicamente non ha fatto parte, se non per un brevissimo periodo, di un vecchio regno slavo. La regina, l'imperatrice Caterina conquisterà entrambi i territori. Il Khanato di Crimea verrà conquistato praticamente senza batter ciglio. Su suggerimento del suo consigliere Potionkin, la regina impone al debolissimo Khan di concedere tutto il territorio alla Russia.
Molto semplicemente Potjomkin le aveva detto: guarda, non ti farà più ricca, ma ti farà più bella, ma ti farà più bella da un punto di vista politico. Quindi la sensazione che Potjomkin voleva dare era quella di come dire, fornire una sorta di tranquillità politica alla Russia. L'idea infatti di Potjomkin era quella, e suggerita alla regina, era la seguente. L'imperatrice voleva trovare un modo per avere delle colonie, tanto quanto gli altri grandi paesi europei. Non aveva la possibilità. La Crimea non era propriamente una colonia, non poteva definirsi tale non avendo, come dire, una grandezza o una serie di materie prime tali che la giustificassero come colonia. Pur tuttavia aveva una posizione strategica sul Mar Nero, diretta immediatamente tramite Bosforo e Dardanelli sul Mediterraneo orientale. Da allora, in effetti, quando la Crimea verrà annessa da Caterina II, il Khan non avrebbe potuto resistere, diciamo così, a questo invito un po' torto corlo dell'imperatrice. L'imperatrice gli aveva detto: ti lascerò il regno sino a che tu non morirai, dopodiché il Khanato di Crimea dovrà passare sotto la Russia, altrimenti semplicemente lo conquisterò. Quindi questo avviene nel 1774, la Crimea entra all'interno della Russia, dove già era stata posizionata l'Ucraina. A questo punto Ucraina e Crimea, per ordini amministrativi, per motivi di natura amministrativa, vengono collocate all'interno di uno stesso governatorato, ma era semplicemente una suddivisione all'interno di un regno più ampio. Problemi più vasti cominciano a crearsi quando abbiamo la rivoluzione del 1917 durante la prima guerra mondiale. Quello specchio di 2 anni, dal 1917 febbraio, direi che la questione si chiude alla fine del 1918, quindi neanche sono 2 anni pieni, abbiamo la formazione di 3 repubbliche ucraine, 3 che tra loro non vanno neanche d'accordo. Abbiamo una Repubblica Ucraina che è quella di lato orientale, conquistato dagli austriaci. Abbiamo la Repubblica Ucraina occidentale sotto i tedeschi, e poi abbiamo una parte di Ucraina che invece intendeva rimanere all'interno dell'Unione Sovietica, e quindi abbiamo una Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Ok? Quindi nello spazio di 2 anni noi abbiamo la nascita di 3 differenti Ucraine, le quali tra loro assolutamente non legano. Una propende all'ingresso, diciamo, in una lega con i polacchi, l'altra addirittura i polacchi li combatte, tant'è vero che poi chiederà l'aiuto dell'Unione Sovietica nascente, in realtà della Russia bolscevica, ma si trascinerà fino al 1920. Questa situazione verrà aggiustata solo dalla Lega delle Nazioni. E infine ce n'è una terza che vuole rimanere autonoma dalle altre 2, perché una propende troppo per i russi, una propende troppo per i polacchi, la terza invece si sente effettivamente originariamente autoctona. Questo significa che, come dire, una unificazione, unità ucraina è già abbastanza complessa e complicata in nuce, proprio nel momento in cui questa tenta di nascere. Insomma, abbiamo una vita ampiamente travagliata. La storia la conosciamo un po' con la forza. La Repubblica Socialista Ucraina, come dire, si amplia assorbendo le altre 2, non in toto in realtà, perché poi ci saranno degli accordi che taglieranno via una parte di ucraini, più o meno 6 milioni rimarranno all'esterno del confine. Ci penserà poi Stalin comunque ad aggiustare il tiro con diciamo gli accordi di Molotov e Ribbentrop. Comunque, per ciò che concerne questa storia in estreme pillole che vi sto appunto cercando di consegnare, quello che interessa è che nel momento in cui l'Ucraina cerca di rendersi indipendente, non riesce a trovare una sua forma di indipendenza. Viene assorbita dunque dall'Unione Sovietica alla fine del 1918, con la promessa da parte di Lenin di una autoproclamazione delle nazionalità. Quindi mentre Wilson parlava di popoli, invece qui si parla di nazionalità, quindi la possibilità di avere una propria collocazione. La Crimea è talmente tanto importante per l'Unione Sovietica che non fa parte della Repubblica Sovietica di Ucraina, ok? È un oblast, cioè una provincia di livello federale, non è ricompresa. Tenete altresì conto che da un punto di vista etnico, da si giri come si vuole, la percentuale di ucraini in Crimea è veramente ridottissima. La maggior parte etnicamente della popolazione è russa.
non c'è molto da sorprendersi. Quando Caterina la Grande prese la Crimea, trasferì lì i soldati in massa perché aveva bisogno della testa di ponte verso il Mediterraneo. Ma se partono i soldati, come facciamo a mantenere marinai e soldati lì? Gli mandiamo anche le famiglie, ma se gli mandiamo i bambini servono anche le insegnanti, e poi servono anche i medici, e poi servono anche i commercianti, ed è inevitabile che cominci una russificazione. Gli altri che rimangono sono tutta una serie di minoranze, di obscine, di piccole comunità nazionali, che sono in parte i famosi tatari di Crimea, che sono in parte degli ucraini, che sono gli italiani. C'è una famiglia Garibaldi lì ancora adesso che vive, quindi c'è una comunità italiana, anzi ce ne sono più di una e tra loro sono anche un po' litigiose che vivono lì. Quindi voglio dire, gli altri sono più minoranze. Per cui poi, come dire, i risultati di certi referendum non dovrebbero quantomeno sorprendere. Si potrebbe fare certamente una riflessione sulla composizione etica della Crimea. La Crimea dunque, vi dicevo, rimane nel momento in cui nasce l'Unione Sovietica staccata dall'Ucraina e rimane un oblast a livello federale, importanza strategica. Ancora adesso a Sebastopoli abbiamo una parte fondamentale della flotta russa, così è stato durante la Crimea sotto l'Ucraina prima, quindi insomma quello era e rimane un punto nodale. Durante la seconda guerra mondiale però diciamo succedono ancora un paio di screzi tra Russia e Ucraina, perché comunque Russia e Ucraina si sono unificate ma utilizzando un po' la forza del bolscevismo contro l'Ucraina. Dopodiché era stata utilizzata anche la collettivizzazione forzata, quindi i contadini ucraini ricchi da un punto di vista di prodotti alimentari erano stati costretti a cedere questi beni. Ciò aveva provocato l'Holodomor, cioè la grande carestia, cosa di cui gli ucraini rimangono ancora segnati oggi. Durante la seconda guerra mondiale, quando arriva la Wehrmacht in Unione Sovietica, una parte della popolazione ucraina sostiene la Wehrmacht e anche lì sostiene la Wehrmacht, non i nazisti. C'era una differenza da un punto di vista storico, le due cose, come dire, sono all'interno dello stesso Stato, ma sono politicamente o quantomeno ideologicamente differenziate. La popolazione ucraina, una parte della popolazione ucraina sostiene la Wehrmacht per una semplice ragione: si ritiene che possa essere considerato un liberatore, finalmente possa finire, diciamo, questa costrizione del rimanere all'interno dell'Unione Sovietica. Una parte della popolazione, si crea una resistenza, insomma, l'invasore chi è? È la Wehrmacht oppure, come dire, i sovietici. Una parte della popolazione ritiene che i veri invasori siano stati i sovietici. Alla fine della seconda guerra mondiale Stalin si vendicherà con una serie di deportazioni che verranno, come dire, ripulite e cancellate dalla storia dei rapporti tra le due nazioni con un trattato di amicizia del 1954 in cui la sorella maggiore, la Russia, dona alla sorella minore la Crimea. Da un punto di vista amministrativo la Crimea è il segno di conciliazione tra questi due paesi e viene ricompresa lì dentro. Saltiamo a questo amministrativamente, è chiaro. Saltiamo al 1991, implosione dell'Unione Sovietica. Implosione dell'Unione Sovietica, che non sto qui a dettagliarvi perché anche lì ci sarebbero altri racconti. La cosa importante da ricordare è che si stabilisce che i confini delle nuove 12 repubbliche corrisponderanno ai confini amministrativi che queste repubbliche avevano all'interno dell'Unione Sovietica e dunque per esempio la Crimea rientra all'interno dell'Ucraina. A questo punto osserviamo una serie di storie che si intrecciano, al di là del fatto che tanto la Russia quanto l'Ucraina devono procedere con quello che è il processo di democratizzazione, di transizione, eccetera, e ognuna delle due lo farà a suo modo peculiare e specifico. Tutte e due dovranno ugualmente fronteggiare una serie di problemi di ordine etnico. Nella fattispecie l'Ucraina avrà già due problemi in nuce che non risolverà mai. Il primo problema è la Crimea. La Crimea ad un certo punto ritiene di dover diventare indipendente. Nel 1992 i crimeani ritengono di non essere parte di un'Ucraina che non li rappresenta. Tant'è vero che verrà fatta una riforma costituzionale e incredibilmente in Ucraina ci sarà un presidente ucraino, ma anche un presidente crimeano, una Rada, cioè un Parlamento Verkhovna, cioè la più alta, il Parlamento ucraino, ma ci sarà anche una Rada crimeana. Diciamo, le istituzioni vengono sdoppiate.
Poi io non sono una giurista, quindi non so entrare in modo più preciso nelle due parti, ma i documenti evidentemente sono pubblici e si possono leggere. Ciò che segnalo è questa anomalia di avere all'interno di uno Stato 2 presidenti, 2 costituzioni, 2 parlamenti. Questo significa una gestione di rapporti non da poco. Secondo problema che l'Ucraina si trova a fronteggiare similmente in questo caso alla Russia è una transizione economica che davvero non funziona. Quindi un rallentamento dell'economia, una serie di scandali che coinvolgono tra l'altro tutta una serie di politici, scusate, tra cui Kuchma, il presidente, come dire, quello del Kuchma Gate, che insomma si era reso responsabile di una ripresa collegata all'uccisione di un antagonista politico. Il sistema politico ucraino rimane un sistema politico estremamente debole ed è un sistema politico che è strettamente collegato a un'economia che non tiene e che comincia a diventare sempre più sottomessa all'economia russa che di fatto la mantiene. Cioè di fatto ad un certo punto quando in Russia si riesce ad avere una situazione economica più stabile, Putin non dimentica di aggiustare quella che è il giardino di casa, come dice Lavrov, il ministro degli esteri. Putin aveva già individuato le possibilità di aggiustare l'economia russa per rendere la Russia più indipendente, cerco di avviarmi velocemente alla conclusione, ma aveva altresì riflettuto sul fatto che una volta rafforzata la Russia sarebbe stato altrettanto necessario rimpadronirsi dello spazio ex sovietico, soprattutto verso occidente. L'Ucraina è chiaro che dà sul Mar Nero, che a sua volta dà sul Mediterraneo, e la Russia comunque era già in Siria perché aveva sostituito lì l'Unione Sovietica, insomma un po' di indicazioni erano evidenti e chiare. E beh, è evidente che insomma la Russia ha tutto l'interesse che l'Ucraina si mantenga in area, come dire, russofona. Quindi quando ad un certo punto, intorno al 2009, l'Unione Europea comincia, in questo caso un po' come l'elefante in una cristalleria, andare in giro a proporre partenariati orientali senza far troppo caso a dove li colloca, forse diciamo qualche reazione poteva anche aspettarsela. Non dico giusta o ingiusta, dico semplicemente che forse era possibile che qualcosa accadesse. Ora, l'Unione Europea tenta di lanciare un partenariato orientale ad hoc paese per cercare di aiutare questi paesi a uscire dalla transizione e per riuscire a renderli più politicamente stabili. È chiaro che se però Lavrov dice che quello è il giardino di casa, le due cose assieme cominciano ad essere effettivamente un po' confliggenti. A questo punto, diciamo, l'Ucraina cerca al suo interno di trovare un mediatore politico tra queste due fazioni, una fazione filorussa, Yanukovych, tanto per intenderci, una fazione invece, come dire, un po' più frangiata e un po' più occidentale. Le due frazioni non appunto riescono comunque a trovare un accordo più o meno con il fatto che il partenariato orientale possa essere firmato ma non ratificato. La richiesta della ratifica da parte della popolazione ucraina, soprattutto dei giovani, sarà ciò che originerà tutto, come dire, l'escalation verso il 24 febbraio del 2022. Molto brevemente, e giuro che vado a chiudere davvero, novembre del 2013 la popolazione di Kiev, quella giovane, quella dei ventenni, da 20 a 25 anni, va in piazza e a Kiev a novembre in piazza fa veramente tanto freddo e comunque ripetutamente chiede al presidente Yanukovych di voler ratificare il partenariato orientale. Ora, una parte della storia dovrà ancora essere indagata. I Berkut, cioè i corpi speciali ucraini, intervengono, vengono uccisi molti ragazzi. Quindi a questo punto che cosa succede? Che le madri
protestano accanto ai figli o per i figli che sono rimasti in terra, e dopo le madri arrivano i padri e così via, e la protesta si allarga. A questo punto si trasforma, la richiesta non è più quella solo della ratifica del partenariato orientale, diventa quella di una Ucraina effettivamente libera da chi? Dalla Russia. Ma il nazionalismo chiama sempre nazionalismo, e se gli ucraini chiamano l'Ucraina come dire, l'Ucraina indipendente, slava ucraini, tanto per intenderci, beh, per i crimeani allora la situazione è diversa, e anche la Crimea si incendia, ma in senso inverso rispetto a quello di Kiev. La Crimea non ci sta a voler essere ricompresa all'interno di Ucraina che grida al nazionalismo ucraino e chiede immediatamente la propria indipendenza e la protezione da parte di Putin. Poteva farlo? L'abbiamo detto, esiste un Parlamento crimeano, esiste un presidente crimeano. Qui è una questione di, come dire, diritto, e sappiamo benissimo quanto spinoso questo possa essere. Nel 2014, 14 di marzo, la Crimea viene annessa direttamente alla Russia. Parte la situazione anche nel Donbass nel Donetsk, insomma con le due repubbliche secessioniste e separatiste, dove la situazione si trascinerà per lunghi 8 anni senza che una soluzione venga presa. O meglio, Angela Merkel aveva proposto tramite il gruppo di Minsk un cessate il fuoco. Il cessate il fuoco non l'ha mai rispettato nessuno, né gli ucraini e nemmeno i russi. Cioè proprio nessuno ha mantenuto le proprie posizioni. I russi avrebbero dovuto ritirarsi dal territorio, non l'hanno fatto. Gli ucraini avrebbero dovuto rivedere tutta la Costituzione per dare maggiore autonomia alle minoranze russofone e russe, e non lo hanno mai fatto. Nessuna soluzione è mai stata impostata in nessuna area. E tutto questo nel momento in cui l'Ucraina, ad un certo punto con Zelensky, ha deciso di dire ma potremmo anche aderire alla NATO, cosa fantascientifica, perché per aderire alla NATO tra l'altro serve rispettare tutta una serie di condizioni di garanzia della democrazia, del diritto e così via, condizioni che l'Ucraina assolutamente non aveva. È chiaro che la reazione di Putin non si è fatto attendere, e quindi da allora siamo a 19 mesi di guerra che però diciamo non sembra ancora vedere una fine. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie Lara, sei riuscita in 20-25 minuti a condensare secoli di storia, però penso hai veramente dato a tutti proprio l'idea della complessità, della fragilità anche di questo nazionalismo ucraino e del processo di indipendenza dell'Ucraina, delle tensioni di questi conflitti congelati che erano da tantissimi anni, che comunque si facevano sentire. Ora lascio la parola a Mara Morini, che parlerà, penso, di Putin. Vediamo. Vediamo un po'. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito all'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, grazie a Eleonora Guasconi per aver organizzato questo incontro. Per me è un doppio piacere, anche perché mi consente di farlo con la mia amica, con la quale al Liceo Linguistico Grazia Deledda, non diciamo quando, abbiamo iniziato lo studio della lingua e della letteratura russa, e quindi come tale ci ha permesso di avere una chiave in più rispetto a sedicenti esperti o esperti dell'ultima ora, perché da più di 25 anni insomma che frequentiamo la Russia e lo spazio post-sovietico. Io sono profondamente convinta, e Lara lo ha fatto capire anche attraverso la sua relazione, che per comprendere diciamo le dinamiche, le strategie, le scelte di questi paesi è bene entrare anche un po' nella loro forma mentis, quindi staccarsi da quelle che sono le nostre lenti occidentali per l'interpretazione dei fatti e conoscere anche ovviamente la cultura e la società di quei popoli, in modo anche da capire perché giungono a determinate scelte che ovviamente, per la cui comprensione, come diceva Lara, non significa ovviamente giustificarle o condividerle. Questo perché sicuramente c'è un problema ben noto riguardo a questa invasione russa in Ucraina, che riguarda essenzialmente il diritto internazionale, ma lo stesso Putin con il referendum costituzionale del luglio del 2020 aveva diciamo cambiato, modificato in alcuni articoli la Costituzione, e un articolo proprio prevede che il diritto internazionale non abbia diciamo dominio all'interno del diritto pubblico russo. Quindi il diritto pubblico
pubblico russo prevale su quello internazionale, quindi già questo era un indicatore che si avrebbe fatto insomma quello che poi abbiamo visto ha fatto il 24 febbraio. Io direi che vista anche l'ottima, devo dire, sei riuscita in pochissimi minuti a viaggiare così tanto ma a dare tantissime informazioni, cercare un po' di rispondere a quelle che sono le domande che molti di noi si sono posti da quando è iniziata questa invasione, ovvero perché Putin ha invaso e altre questioni, diciamo, che cercherò di trattare. Direi che prima di tutto, quando parliamo della Russia post-comunista, quindi dopo il crollo dell'Unione Sovietica, io distinguo sempre, o distinguiamo noi analisti, tra il periodo di Yeltsin, di Boris Yeltsin degli anni 90 e il periodo di Putin. Si tende a parlare nella letteratura scientifica, politologica, ma viene utilizzato anche questo termine nella storia, di putinismo. Ora è chiaro che ogni leader, ogni presidente ha un proprio stile di leadership e quindi sicuramente il putinismo sente di quella che è la formazione giuridica, la formazione universitaria e anche tutto quello che è il suo percorso all'interno del KGB, come voi probabilmente avrete sentito. Insomma, io non mi addentro nelle biografie di Vladimir Putin perché innanzitutto lui ha solo concesso un'unica intervista nel 2001 che è poi stata tradotta in un libro, quindi tutte le altre biografie che sono uscite dopo, ecco, evidentemente non tengono conto della fonte diretta, cioè non necessariamente delle affermazioni di Vladimir Putin. Resta il fatto però che, a mio avviso, potremmo dire che il prodromo, l'origine di questo presidente, del suo modo di agire, del suo modo di governare, in realtà le troviamo già nella Costituzione della Federazione Russa, che è stata implementata il 12 dicembre del 1993 ed è stata voluta da Boris Yeltsin. Quindi potremmo dire che Boris Yeltsin, che non solo ha scelto Vladimir Putin, ma ha concepito la Costituzione russa in modo tale che esiste un super presidente, dico super rispetto a quelle che possono essere, diciamo, le immagini dei presidenti o francese o americano, soprattutto quello americano ha una Costituzione con dei pesi e contrappesi che insomma limitano ovviamente quello che può essere il suo arbitrio, e quindi ha concepito un presidente al di sopra, potremmo dire, del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, un padre della patria, potremmo dire, e quindi come tale, diciamo, a servizio anche del popolo russo. Quello che Putin è riuscito a fare, a differenza di Boris Yeltsin, è di cogliere quelli che sono stati gli aspetti negativi e gli aspetti, diciamo, di debolezza e di forza della presidenza di Yeltsin. E quelli di debolezza, come può essere non solo, vi ricorderete, la debolezza fisica, i problemi di salute di Boris Yeltsin, e che lo hanno ovviamente reso anche molto dipendente dalle volontà o dei suoi familiari o da quello che è stato, diciamo, l'apparizione dei cosiddetti oligarchi che hanno inciso notevolmente nelle scelte di politica non solo economica di Boris Yeltsin, il fatto che Boris Yeltsin non avesse mai voluto un proprio partito del potere, quindi numerosi erano i conflitti con il Partito Comunista della Federazione Russa nel Parlamento, e anche il fatto che per essere rieletto alle elezioni presidenziali del 96 aveva concesso molti poteri ai governatori, quindi un decentramento potremmo dire rispetto all'accentramento invece che ha voluto Putin. Ecco, già questi sono indicatori del fatto che appena arrivato al potere Putin ha detto le cose devono cambiare, e quindi quelli che sono i suoi, potremmo dire, valori, principi, la stabilità politica, l'ordine e la patria diventano quella che verrà poi definita la dittatura della legge di Putin. Non tanto dittatura come termine che richiama le dittature del Novecento, ma proprio basate su un ordine e su una stabilità politica. Bisogna dimenticare il periodo dell'anarchia di Boris Yeltsin, ma non solo, bisogna dimenticare quello che ha scioccato veramente il popolo russo e che ha umiliato il popolo russo, ovvero il crollo dell'Unione Sovietica, e lo fa puntando anche sulla politica internazionale, ovvero nel cercare di riportare la Russia ad essere considerata una superpotenza nel contesto internazionale. È qui che comincia, potremmo dire, quindi già dalla sua prima legislatura, una sfida soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Questo perché vi ricorderete in realtà che i primi anni della presidenza di Vladimir Putin innanzitutto era uno sconosciuto, quindi anche le cancellerie europee, gli stessi presidenti americani, il presidente americano, insomma, stavano cercando di prendere le misure, no, con questo personaggio.
E negli anni 90 si era addirittura parlato da parte anche di ministri russi della volontà da parte della Russia di entrare sia nell'Unione Europea sia nella NATO. Non entro adesso nel discorso dell'espansione della NATO, anche se insomma ci arriverò magari dopo, però è chiaro che questo è un punto dirimente che non si può sottrarre a quella che è l'analisi politica e che ovviamente non giustifica l'invasione, però è chiaro che se ci vogliamo mettere dalla parte della Russia e di Putin, questo è un problema concepito in termini di sicurezza nazionale. E quindi nei primi anni Vladimir Putin è anche abbastanza favorevole ad avviare, no, degli accordi o comunque ad avvicinarsi agli Stati Uniti e soprattutto all'Unione Europea. Ne abbiamo un esempio noi italiani, nel senso che tutti ricorderanno a Pratica di Mare l'incontro in cui Silvio Berlusconi si fa portavoce, insomma, di quella che è un po' la tradizione di una media potenza italiana, cioè di essere un ponte tra l'Occidente e l'Oriente. Quindi fa in modo che si incontrino e si stringono la mano Bush Junior e Vladimir Putin. Però siamo al 2002, che cosa accade dopo? Accadono determinate questioni che producono un cambiamento nella politica estera russa, cioè da una politica che diventa, noi diciamo, revisionista nelle relazioni internazionali, cioè molto più assertiva, molto più aggressiva nei confronti del mondo occidentale. Perché 2003, 2004, 2005 iniziano le rivoluzioni colorate in Georgia, in Kirghizistan, e nella stessa Ucraina nel 2004, la prima rivoluzione arancione. Come vengono percepite dal Cremlino? Come rivoluzioni in cui vi è un'ingerenza statunitense volta non tanto a pensare a quello che diceva giustamente Lara, cioè la stabilità, no, nel percorso di democratizzazione di questi paesi, ma a sottrarre questi paesi dal giardino appunto della Russia, ma soprattutto in termini di relazioni internazionali dalla propria sfera di influenza. E quindi qua c'è già un primo segnale che porterà poi Vladimir Putin a quel famoso discorso che citano tutti alla conferenza di Monaco nel 2007, quando pubblicamente per la prima, non proprio per la prima volta, qualcosa aveva già accennato nel 2005, comunque afferma che il mondo occidentale non può continuare con questa, diciamo, interferenza in determinati paesi e soprattutto lancia un'accusa nei confronti di quello che ormai è un ordine internazionale consolidato dopo il crollo dell'URSS, quindi un unilateralismo a guida americana. 2007-2008 che cosa accade? Abbiamo l'invasione della Georgia. I carri armati russi si fermano a 31 chilometri dalla capitale Tbilisi. In quel momento il presidente americano Barack Obama decide di non intervenire, di osservare quelli che erano gli accadimenti successivi, insomma la questione rientra. Poi 2008-2012, perché non accade più nulla? Perché nel frattempo si dà l'avvio in Russia in quella che viene chiamata la tandemocrazia, cioè Putin, che non vuole allora modificare la Carta Costituzionale, non si ricandida, non può, e quindi il suo amico di San Pietroburgo, fedele, leale, Dmitry Medvedev, diventa il nuovo presidente e Putin diventa invece il capo del governo. Però nel 2012 torna, viene rieletto presidente della federazione, e da allora abbiamo veramente un esempio sempre più in escalation di questa politica assertiva di cui vi parlavo. Citava Lara Piccardo giustamente la questione dell'Euromaidan del 2014, una situazione che qui, scusate, entro un attimo però nella questione ucraina, perché come viene vista dal Cremlino il processo di democratizzazione dell'Ucraina? Viene visto come un problema soprattutto per la generazione più giovane del popolo russo. Perché? Perché vede che in paesi, diciamo, vicini, no? L'Ucraina, un paese fratello, c'è una alternanza dei presidenti da partire dal 1991. Sono numerosi i presidenti che si succedono, però sono presidenti la cui alternanza corrisponde anche a un'alternanza in quelli che sono gli orientamenti più, diciamo, filo occidentali o più filo russi. Questo perché, lo spiegava chiaramente Lara Piccardo, vedete come i corsi e i ricorsi storici ritornano, anche se risalgono magari a tanti secoli fa. È un paese, l'Ucraina, che è profondamente diviso, c'è una frattura sociale, etnica, culturale, linguistica tra una parte occidentale e una parte orientale che evidentemente, questo è il mio giudizio, lo ammetto a mio avviso, la classe politica ucraina che si è succeduta dal 1991 ad oggi non ha fatto nulla per renderla coesa, ma appunto forse ha anche strumentalizzato questa situazione.
ad esempio non accettando appunto di valutare che cosa si potesse fare anche da un punto di vista amministrativo della Crimea, ma soprattutto del Donbass. Avrete sentito in questi 19 mesi parlare, no, del modello del Trentino Alto Adige, che poteva essere una soluzione per il caso del Donbass. Resta il fatto appunto che anche questa situazione in Ucraina crea dei problemi. Problemi perché? Perché comunque c'è anche un'altra frattura in Russia, quella generazionale, tra i giovani che riescono ad accedere a informazioni alternative attraverso l'utilizzo dei social media rispetto, diciamo, ad altri, alle persone più mature. Poi ovviamente non è così, nel senso ci sono anche giovani che sostengono il putinismo, come anche persone, diciamo, più mature che invece hanno sempre desiderato un cambiamento, però è abbastanza evidente questa frattura nelle diverse domande che gli istituti di sondaggio russi pongono al campione della popolazione russa. Chi non passa in televisione sostanzialmente anche come candidati non ha grandi chance di poter avere un qualche consenso. Lo sa bene ad esempio un personaggio come Alexei Navalny, di cui avrete sentito parlare quando è stato avvelenato e adesso è incarcerato, un personaggio a cui era sempre stato vietato, diciamo, di partecipare a talk show, e quindi la sua attività principale avveniva nei mass media, nei social media. Questo è un motivo per cui molti giovani aderivano anche al suo richiamo, diciamo, a protestare, soprattutto dopo l'esito delle elezioni parlamentari del 2011. Quindi, per arrivare a cercare di farvi capire anche quanto la politica domestica russa è collegata a quella internazionale e viceversa, nel 2014, quindi Euromaidan, dal 2016 Vladimir Putin comincia a investire il 4,3% del prodotto interno lordo negli armamenti, quindi prevede una modernizzazione e avvia, diciamo, una politica sempre più assertiva contro a quel punto non solo gli Stati Uniti ma anche contro l'Unione Europea. Infatti ricorderemo anche le dichiarazioni del ministro degli esteri Sergei Lavrov nel 2021, quando dirà che i rapporti con l'Unione Europea sono a livello più basso con la Russia, quindi senza precedenti. Questo perché il 2021 è stato anche l'anno dell'incontro al vertice, vi ricorderete, in Svizzera tra Biden e Putin, e qualche mese dopo che cosa è accaduto? Innanzitutto ad agosto c'è stato il disimpegno americano in Afghanistan, e questo sicuramente può aver inciso nelle decisioni del Cremlino di diciamo anticipare un'invasione che molto probabilmente ci sarebbe stata anche prima, ma ricordiamo che nel 2020 c'è il Covid, quindi si sono protratti questi 8 anni anche per altri tipi di motivazioni. E nel dicembre del 2021 Putin il Cremlino invia una lettera alla NATO nella quale chiede di riunirsi per cercare di evitare di superare quelle linee rosse che Putin ha fatto presente a Biden qualche mese prima, e soprattutto per riunirsi per decidere insieme quale potrebbe essere il sistema di sicurezza in Europa. Non c'è diciamo la volontà di questo incontro e accade appunto quello che accade. Quanto è inciso, e quindi vengo a quelle che possono essere alcune considerazioni sul perché. Quanto ha inciso la questione dell'espansione della NATO? Ha inciso, spiace dirlo, spiace nel senso rispetto a coloro che dicono non è una questione di cui tener conto. Dalla prospettiva invece russa è una questione importante, perché come vi dicevo riguarda la sicurezza. Poi è anche vero che Putin è stato colui il quale ha tirato le orecchie, ad esempio a Mikhail Gorbaciov, perché non aveva scritto nulla, diceva appunto, ricordava Lara l'importanza degli accordi, dei trattati scritti. Allora ci fu un incontro tra Bush padre e Gorbaciov, alla presenza tra l'altro del cancelliere Kohl, quindi noi ritroviamo questa descrizione dei contenuti di questo discorso proprio negli archivi della cancelleria Kohl, quindi qualcosa in realtà di scritto c'è, in cui Mikhail Gorbaciov si era impegnato ad accettare il crollo, diciamo, del muro di Berlino, ma in cambio gli Stati Uniti non avrebbero dovuto avviare un'espansione della NATO. Poi è chiaro che c'è tutto un discorso, a mio avviso, sul fatto se si
poteva evitare o meno questo conflitto, che riguarda le scelte fatte negli anni 90, cioè dopo il crollo dell'Unione Sovietica, perché è lì che si è scelto di continuare con l'Alleanza Atlantica, di non scioglierla come il patto di Varsavia, e gli americani e gli inglesi ritenevano che fosse inopportuno accettare di ricostruire un nuovo sistema di alleanze che includesse anche la Russia all'interno. Così come anche il fatto di come si dovrebbe rapportare l'Unione Europea. Ad esempio, paradossalmente, Putin, che in diverse occasioni ha sottolineato quello che a suo avviso l'Unione Europea avrebbe dovuto fare, diventare un terzo polo, quindi una maggiore autorevolezza politica, capace di essere un equilibratore tra le istanze, diciamo, degli americani e le istanze provenienti dalla Russia. Secondo Putin questo non è avvenuto. Putin è profondamente deluso dall'atteggiamento dell'Unione Europea, che ritiene un vassallo degli Stati Uniti, e lo vediamo soprattutto nel concetto di politica estera del 2008, dove sostanzialmente non ci sono più riferimenti a quelli che possono essere accordi con l'Unione Europea, se non quelli commerciali, quelli noti, insomma, di risorse energetiche, e quindi c'è un primo segnale di virata, potremmo dire, della politica di Putin verso l'Oriente, quindi in quella che è l'ottica della creazione di un'unione economica eurasiatica sul modello dell'Unione Europea, sul fatto di rafforzare sempre di più anche quella che è stata definita un'amicizia illimitata con la Cina. Ora, la professoressa Picardo potrebbe spiegarmi meglio di me quali erano i rapporti con la Cina e l'Unione Sovietica, certamente non positivi, ma che cosa unisce la Russia alla Cina? Ma potrei aggiungere, visto quello che sta emergendo, anche la questione dei paesi africani, anche la questione dei BRICS, anche il ruolo dell'India. C'è un collante molto forte che è una vera e propria sfida all'ordine internazionale. Giustamente, come si ricordava, qui non siamo dinanzi solo ad un conflitto tra due stati. L'Ucraina per Putin non è solo una questione di ambizione, a mio avviso, imperiale, non è solo una questione collegata alla denazificazione, perché di neonazisti ci sono in Ucraina, ci sono in Russia, li abbiamo anche in Italia, ci sono in Europa, non è proprio quello il punto. Il punto era fermare Zelensky, perché già nel 2019 con il suo predecessore Poroshenko era stata modificata la Costituzione ucraina e un articolo sanciva la volontà del paese di aderire alla NATO. Quindi la Russia si è trovata, diciamo, ad una aumento della velocità, ecco, di quelli che potevano essere gli accordi tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e l'Ucraina, e dal suo punto di vista non poteva permettersi, e tuttora non può permettersi, di perdere dalla propria sfera di influenza l'Ucraina. Poi si potrebbe ragionare se il concetto di sfera di influenza sono quelle del Novecento piuttosto che dell'Ottocento, ma per Putin, per il Cremlino, questa è una diciamo questione che è diventata anche esistenziale, ed è stata posta in questi termini anche la popolazione russa, perché di consenso comunque Putin non si può dire che non ce l'abbia. Chi va in quel paese sa benissimo quanto il consenso di Putin sia ancora forte, per il semplice fatto che da un lato ha riportato la Russia ad essere un paese più stabile rispetto, come vi dicevo prima, alla perestroica agli anni 90, ha creato anche le condizioni per dar vita ad una sorta di ceto medio. Il fattore economico sicuramente può incidere sul consenso o meno di parte della popolazione russa nei confronti di Putin, ma al momento le sanzioni non hanno avuto gli effetti che molti auspicavano. Questo perché chi studiasse, diciamo, gli approfondimenti sugli effetti delle sanzioni, c'è un sito, Global Sanction Database, sa benissimo che per un cambiamento di regime o introdurre diritti civili e politici o un tracollo economico ci vogliono come minimo 8 anni, se non 10 o 12 anni. Quindi era impensabile che nel giro di un anno ci potesse essere un tracollo economico. Tra l'altro Putin può contare su una persona molto esperta che ha avuto anche dei premi in Europa, che è la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiulina, che in diverse situazioni, già a partire dal 2014, dalle prime sanzioni europee, è riuscita a risollevare la situazione. Problematicità ci sono, questo non vuol dire assolutamente che non ci sono, ma Putin è convinto, avendo anche avviato da tempo un processo di dedollarizzazione, un'apertura al mercato orientale, soprattutto cinese, di poter
poter sopperire a quelle che sono le mancanze da parte occidentale. Poi però ci sarebbe anche il discorso che io ho verificato di persona in Crimea su come vengono bypassate le sanzioni, quindi anche questo crea un ulteriore problema nella efficacia delle sanzioni. Quindi quali scenari possono, così arrivo alla fine, possono emergere? Siamo in una situazione effettivamente particolare perché secondo gli esperti di strategia militare l'esercito ucraino ha circa un mese per riuscire ad incidere ancora di più nella sua offensiva. C'è un'accelerazione anche da parte degli Stati Uniti e un ripensamento dal governo polacco in questi giorni di inviare quelle armi che Zelensky ha richiesto, come se diciamo fosse un ultimo tentativo di incidere in questa offensiva che a mio avviso sembra molto più concentrata sulla Crimea rispetto a riconquistare parte delle due repubbliche annesse. Poi però arriverà il fango, poi però arriverà l'inferno e qui scusate, l'inverno, ed è anche un inferno, e quindi ci ritroveremo probabilmente alla prossima primavera con tentativi di diciamo ripartire da uno stato di stallo di questi mesi futuri. Però Putin in realtà il Cremlino, dico anche Cremlino perché credo che sia inopportuno continuare a pensare che sia un autocrate, un monocrate, che ci sia solo lui. Il Cremlino, le autorità del Cremlino puntano anche su altri aspetti. Innanzitutto le più importanti, ovvero verificare quale sarà l'esito delle elezioni presidenziali, quindi anche quanto la campagna elettorale statunitense può incidere sul sostegno dell'Ucraina, perché Biden ha seri problemi anche all'interno del Congresso e soprattutto nella possibilità di rivincere se Trump fosse il suo avversario politico. Ci sono anche le elezioni europee nel giugno 2024 e quindi Putin auspica, il Cremlino auspica, la coalizione che si è creata attorno alla Russia in chiave anti-occidentale auspica che questo possa stancare le opinioni pubbliche, perché potrebbe essere oggetto ovviamente di campagna elettorale per le europee e dove i partiti politici potrebbero posizionarsi mettendo in luce alcune questioni relative appunto all'aumento dei prezzi piuttosto che alla questione delle risorse energetiche e soprattutto la questione dell'immigrazione. Quindi la strategia del Cremlino è quello di aspettare che diciamo parte del mondo occidentale si stanchi e che quindi venga meno il sostegno all'Ucraina e che costringa Zelensky ad una qualche forma di negoziazione e io credo che sia improprio parlare di pace, credo che adesso sarebbe già positivo, nel senso auspicabile, un cessate il fuoco nella situazione in cui siamo. Però è chiaro che il rischio poi, come diceva Lara Piccardo, è che ci troveremo di fronte ad un altro conflitto congelato. Questo è un altro scenario che potremmo trovarci davanti. Un altro scenario è che questo, diciamo, negoziato porti chissà quando a quello che potrebbe essere uno smembramento dell'Ucraina, perché per quelle che insomma sono abbastanza le mie conoscenze del mondo putiniano, è impensabile che lui possa cedere la Crimea e il Donbass. E quindi diciamo, il negoziato da parte sua riparte proprio da questi punti, perché come può spiegare poi alla popolazione russa che ciò che è già annesso, le elezioni locali che ci sono state 2 settimane fa, non ci sono più perché l'Ucraina l'ha ripresa. C'è anche una velleità, ammettiamolo, da parte della Polonia per quanto riguarda quella che era la Galizia occidentale. Già dall'inizio di questo conflitto c'è stata anche un'omogeneità dal punto di vista amministrativo delle leggi polacche anche nel territorio ucraino, quindi i movimenti anche della Polonia sono da tenere sotto osservazione. Non per ultimo, Putin potrebbe anche continuare io sono profondamente convinta, lo dico già dall'inizio del conflitto, in una guerra di logoramento, nel senso che ritiene, è già in economia di guerra, aumenterà dal 2024 al 6,3% del prodotto interno lordo l'investimento negli armamenti. Poi c'è tutto un discorso di come questo può ricadere sulla popolazione, però è anche vero che il sostegno alla cosiddetta operazione speciale militare è abbastanza trasversale. Io l'ho verificato di persona lo scorso febbraio in Russia e anche quelli che si definiscono antiputinisti in realtà sostengono questa operazione e vogliono che finisca il prima possibile, ma che finisca con la vittoria della Russia. Cioè questo perché? Perché Putin dall'inizio della sua legislatura ha puntato molto anche sulla memoria storica e quindi tra memoria storica, propaganda, il ruolo dei mass media e soprattutto il comportamento, a loro avviso, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, anche con iniziative, e qui vado alla conclusione, come quella di vietare l'ingresso o di auto
o soprattutto nei paesi baltici, gli auto provenienti dalla Russia, o di controllare tutto quello diciamo che posseggono i russi che vengono nell'Unione Europea, o di vietare ad alcuni russi la possibilità di venire nell'Unione Europea, perché la mia collega che è sposata da 11 anni, mia collega di Mosca, sposata da 11 anni con un tedesco, non gli è stato concesso il visto dall'ambasciata tedesca, quindi si è dovuta incontrare con suo marito a Kaliningrad. Capite bene che questo fa il gioco di quello che Putin ha sempre detto: russofobia da parte occidentale nei confronti del nostro paese, tentativo di destabilizzarci, tentativo di indebolirci. Quindi la situazione, a mio avviso, è ancora diciamo poco chiara, molto complessa, e la cui risoluzione però credo che debba tener conto non solo degli attori Russia e Ucraina, ma soprattutto del ruolo degli Stati Uniti e della Cina. Quindi qui c'è una questione che riguarda veramente l'unilateralismo contro il multipolarismo, e credo che l'anello più debole poi rischierà di diventare l'Unione Europea, soprattutto perché è sempre stato un gigante economico ma un nano politico, perché il conflitto è nel continente europeo, anche se a mio avviso alla fine, come ha detto anche le parole di Papa Francesco la scorsa domenica, qui si sta giocando sulla vita del popolo ucraino, e quindi credo che al di là di quelli che saranno i risultati, alla fine saranno veramente delle vittime. Non mi avrete sentito parlare di vittoria dell'Ucraina. Come? Sei putinista? No, semplicemente io leggo molto, leggo anche gli esperti di strategia militare, perché sono loro che ci possono dare delle interpretazioni su questo conflitto, e sono molto scettici su questa diciamo probabilità, ma per un fatto molto chiaro: o si danno determinate armi, o altrimenti l'Ucraina, ed è quello che chiede Zelensky, o altrimenti l'Ucraina non è in condizione di rispondere. Però se si danno altre armi, come reagirà la Russia? E questo è appunto una questione che evidentemente neanche gli americani sanno ancora sviscerare. Grazie. Grazie moltissimo ai nostri relatrici per queste relazioni così illuminanti, e anche cioè, illuminanti e anche sconsolanti, ma forse eravamo già sconsolati prima di sentirle, e questa è stata una conferma, però se non altro abbiamo capito più chiaramente veramente con questi interventi così lucidi, così sul pezzo. Grazie, ammiriamo la vostra capacità di sintesi e la vostra generosità a venire a parlarci. E sentiamo allora le domande che ci saranno sicuramente. Allora, aspetta. Allora. Ami Venturella Lanza. Venturella Lanza. Buonasera e grazie. Allora, io, siccome sento sempre dire allora, però questo non vuol dire che venga approvata questa invasione, però la domanda che farei è questa: ma sic stantibus rebus, cos'altro avrebbe potuto fare Putin? Sì. In realtà non intendeva invadere. In realtà la cosiddetta operazione speciale militare era veramente un'operazione speciale che si doveva concludere nel giro di 48 ore, e sono arrivati i gruppi della forza speciale, ecco perché si chiamava operazione speciale, atterrati, e dovevano prelevare Zelensky e Yanukovych, il presidente che è fuggito nel 2014, che per la Russia diciamo è stato interpretato come un colpo di Stato, era già in Bielorussia, si dice, pronto per prendere il posto di Zelensky. Le cose sono andate diversamente, perché pare che l'intelligence britannica avesse diciamo avuto notizia di questa operazione appunto speciale militare, quindi l'hanno bloccata, hanno ucciso tutti i soldati che sono arrivati con quegli aerei in quell'aeroporto vicino a Kiev, e a quel punto è successo poi, ha preso un'altra piega.
motivo per cui anche recentemente, ieri si diceva che Lavrov ieri ha detto che sarebbero anche aperti, no, i negoziati, ma che non si fidano al cessate il fuoco perché sono già stati, diciamo, fregati, traditi a marzo scorso. Stanno emergendo, ma questo è appunto da dire con le pinze, da verificare, attendiamo, che però è vero che c'erano stati, vi ricorderete, subito a marzo degli incontri, allora tra l'altro con la presenza di Abramovic, quindi no, che cercavano in Turchia di arrivare subito ad un negoziato, ad un cessate il fuoco. Poi secondo i russi sono gli americani che non hanno voluto, sarà Zelensky che avrà detto no, è inaccettabile perché c'è stata un'invasione e quindi poi è diventata una guerra. Ma il suo obiettivo era sostituire Zelensky, quindi non necessariamente un'invasione. Sì, scusa, certo. Tenete altresì conto che Putin già aveva, come dire, una politica che da anni stava e sta seguendo nei conflitti congelati, che si chiama l'instabilità controllata. Non è un ossimoro, è proprio, diciamo così, evoluta, anche detta dottrina Gerasimov, dal nome del suo capo di Stato Maggiore. In base a questa dottrina, nell'area al confine con la Russia sono assai più interessanti degli stati politicamente deboli perché controllabili. Controllabili da chi? Dalla Russia. Quindi devono essere instabili politicamente in modo da essere controllati dalla Russia. Da qui il nome instabilità controllata. Questa era la dottrina che si pensava Putin non avrebbe violato mai, o comunque non su quello che poi si è ritrovato a maneggiare, cioè una diciamo missione che si è trasformata in una guerra che doveva essere corta. Lo giustifica il fatto che il 26 di febbraio del 2022 è stata lanciata la fase 2 della guerra. Diciamo che era un modo mascherato per dire che quello che si voleva fare non era riuscito per niente e bisognava in qualche modo tamponare o rivedere tutti gli obiettivi successivi. Buonasera Giovanni Grioli, grazie della vostra presenza. C'è una forte frammentarietà per quanto riguarda tutto quanto, da quello che ho potuto capire. Pensavo che ce ne fosse di meno, invece è fortissima anche all'interno della stessa Ucraina, se non vado errato. Di conseguenza il popolo sta subendo passivamente o reagisce? Sapete qualcosa? Voi andate avanti con le vostre presenze in loco da molto tempo, da poco tempo, e quindi, vista anche la forte distribuzione di comportamenti da parte del popolo ucraino, cosa pensate? Perché non vi è un movimento diverso che possa far dire a Putin no di smettere, perché il suo intento ritengo che sia quello di continuare il potere assoluto su tutte le altre nazioni. Ma avete già detto tutto, però non si capisce come possa andare a finire. No, io non ho capito una cosa, se lei si riferisce al popolo ucraino o russo. Allora, le reazioni ci sono state immediatamente, le abbiamo viste, proteste nelle città principali, però il punto è che quella politica assertiva di cui vi parlavo prima si è tradotta nella politica domestica con maggiori repressioni, quindi abbiamo visto anche quante persone sono state incarcerate,
Cuccamurza ha 25 anni di carcere. Ora, io francamente quando sento dire ma i russi non reagiscono, è comodo da parte nostra davanti a un PC scrivere i russi non reagiscono, ma quando tu vivi in un sistema dove o rischi di essere licenziato se ti va bene, a volte anche mobbing, oppure rischi di essere incarcerato, prima di dire qualcosa, se hai una famiglia o comunque se ci tieni alla tua vita, lo puoi cercare di esprimere, lo puoi cercare di dissentire, ma tra l'altro bisognerebbe anche tener conto che noi abbiamo una percezione da parte delle città, ma la Russia è un territorio così vasto, gran parte anche delle persone, dei soldati che sono stati reclutati, mobilitati, provengono dall'estremo oriente, e quindi ci sono anche villaggi dove il discorso della patria, il discorso di morire anche per la patria, no? Può essere veramente concepito come tale. Il punto è che certo che c'è dissenso anche nei confronti di questa guerra, ci mancherebbe altro. Non vorrei tradurla in numeri, ecco, non mi sembra corretto, però è anche vero che noi, popolo italiano, che ci lamentiamo ma non scendiamo in piazza, credo che sia un po' ipocrita poi pretendere che persone che vivono un determinato regime non facciano qualcosa. È molto difficile aspettarsi una rivoluzione dal basso, semmai Putin cadrà quando chi lo sostiene, le fazioni dell'esercito o dell'apparato di sicurezza, avranno trovato un sostituto. Io credo che questo sia molto difficile, però non penso che sia assolutamente questa è la situazione. Per quanto riguarda invece l'Ucraina, allora, innanzitutto noi abbiamo un problema, noi tutti. Siamo oggetto delle rispettive propagande, propaganda ucraina, propaganda russa, quindi è molto difficile capire chi dice la verità, ecco, lo capiremo chissà quando. Quindi io posso solo riportare come sempre le due facce della medaglia, l'ho fatto per la Russia e anche per l'Ucraina. È chiaro che la reazione del popolo ucraino è massiccia e soprattutto è stata coesa contro l'invasore. Credo che insomma questo sia stato anzi un elemento che forse ha unito anche quegli ucraini che di per sé non erano uniti, perché poi il discorso di parlare russo, essere russofono non necessariamente significava sostenere la Russia. È anche vero che sono passati 19 mesi e ho letto di sondaggi o comunque di alcuni malumori che puoi leggere anche nei Telegram, nei canali Telegram, che riguarda ovviamente anche una questione politica che prima o poi Zelensky dovrà affrontare, cioè fino a che punto io posso accettare che il mio popolo muoia in guerra se non ottengo un risultato. E questo, scusate il cinismo, è anche legato al discorso di aver rimandato o meno le elezioni presidenziali o parlamentari, e siamo qui in Occidente che lo sollecitiamo a organizzare, soprattutto gli Stati Uniti, a organizzare le elezioni finché il consenso nei confronti del presidente Zelensky, che vuole salvare l'Ucraina, è alto. Ma se il risultato prima o poi non dovesse essere questo, anche un cessate il fuoco, sì, ok, ma un negoziato dove si perde una parte del territorio quando fino al giorno prima dicevi andremo a recuperare anche la Crimea, diventa un problema politico anche per Zelensky. E la politica significa che anche all'interno della politica ucraina potrebbero nascere oppositori, ci sono già, non è solo Poroshenko ma ce ne sono altri, di anche stampo nazionalista, che potrebbero sfruttare questa situazione. Quindi è un'altra questione di cui tener conto, però è chiaro che loro sono stati invasi e al momento la reazione è quella di scacciare il nemico. Si stanno accorgendo dopo 19 mesi che è molto molto difficile, questo è comprensibile per i motivi che dicevo prima. Sì, allora dunque concordo con quanto vi diceva Mara. Per quanto riguarda il popolo ucraino, in questa fase emergenziale c'è abbastanza unitarietà, abbastanza, ci sono l'eccezione delle minoranze russe, non russofone, russe, quelle che etnicamente sono russe. Vorrei però ricordare che la Crimea è stata tirata in ballo, secondo me un po' di improvviso, ad un certo punto del conflitto. All'inizio la Crimea non è che c'entrasse tantissimo nel conflitto, era stato detto, e questo era stato il presidente francese a dirlo, il referendum ha corretto un errore della storia, quindi voglio dire, mi sembra abbastanza rilevante. E in più Atlanti, non solo la russa e francese, ma anche su Atlanti di edizione tedesca e di lingua anglofona, la Crimea veniva colorata ormai dello stesso colore della Russia, ok? Quindi nonostante ci fossero talune posizioni divergenti, per il diritto internazionale entrambe le posizioni presentate da Russia e Ucraina erano valide.
Una era inviolabilità delle frontiere, l'altro autoproclamazione dei popoli. A chi diamo ragione? L'ONU non ce l'ha mai fatta, ha tenuto tutto lì sul tavolo e la situazione, 8 anni sono passati, è rimasta che la Crimea è di fatto russa, è diventata russa. Quindi la Crimea in una prima fase, con tutta l'invasione speciale e con tutta la missione, l'operazione militare speciale, non è che avesse nulla a che fare, era una parte di territorio come dire, russo, da cui partiva un contrattacco. Poi ad un certo punto la situazione è cambiata e quindi le minoranze russe si sono sentite ulteriormente aggredite, soprattutto nella parte del Donbass dove si voleva raggiungere la stessa situazione della Crimea, quando l'8 ottobre dell'anno scorso è stato fatto esplodere, saltare il ponte di Pirkov, sull'istmo di Pirkov, cioè quel ponte che collega direttamente Russia con Crimea. E lì la risposta di Putin è stata terrificante perché il giorno successivo bombardamenti violentissimi pari a quelli del 24 febbraio 2022. Quindi lì la regione è stata veramente, la reazione è stata davvero molto molto dura. Però diciamo, credo che sia chiaro il fatto che in questo momento, ancorché le composizioni della popolazione ucraina siano estremamente divergenti, ne vediamo di fatto solo 2 che sono in questo momento chiare. La parte ucraina, con tutta una serie di divisioni sulla gestione, se vogliamo, ma come dire, la reazione nell'immediato è unitaria. Altra cosa sono invece le minoranze russe, che le quali è evidente e secondo me altrettanto chiaro che invece sostengono una posizione diciamo pro Putin, e adesso in questo momento Putin è la Russia e quindi in questo momento le posizioni delle minoranze russe in Ucraina sono a favore della Russia. La popolazione russa si trova in una situazione molto differente, ma ogni paese ha dei suoi paradigmi rispetto alla guerra. Non lo so, per gli Stati Uniti vale la regola butter and guns, cioè burro e armi. Cioè gli Stati Uniti si dice da un punto di vista di paradigma economico che guadagnano e crescono solo quando c'è una situazione bellica, ok? Per quanto riguarda la Russia invece si basa su una consapevolezza, neanche su un sostegno al proprio leader in caso di emergenza e questo è sempre stato, ok? Che fosse stato lo zar Pietro il Grande contro la Svezia, se vogliamo passiamo sotto Nicola II che è stato fatto fuori tra l'altro contro il Giappone, vogliamo arrivare a Stalin e finiamo con Putin laddove il leader dei russi è minacciato dall'esterno, i russi attorno a lui si chiudono. Questo, se volete, leggete un filosofo che si chiama Sorokin, ha scritto un libro bellissimo nel 1985, La coda, vi spiegherà, diciamo, quella che è questo tipo di psicologia. Per noi lontana e non importa, quella è, nel senso che così è in qualche modo da comprendere. Quindi è chiaro anche che le varie situazioni di differenziazioni si potranno vedere solo una volta che la guerra si sarà chiusa. La parte vincitrice non capiremo dove saranno le divergenze. Nella parte sconfitta vedremo invece precisamente tutte le posizioni. La storia questo ci dice, solo dello sconfitto è possibile fare una analisi minuziosa e chi ha vinto lo sappiamo, tutti saltano sul carro del vincitore e di quel paese invece nulla sapremo. Grazie. Vabbè, allora ringraziamo di nuovo. Ah, c'è ancora una domanda? Ah, va bene. Complimenti, interessanti. È passato un'ora e mezza quasi e non ce ne siamo accorti. Complimenti per le sintesi storiche, veramente utilissime anche per me, che ho seguito da vicino questi paesi per lavoro. Ma siccome siamo alla fine, una riflessione è la prima guerra che viviamo in Europa e siamo bianchi, europei e cristiani. E questa è una cosa che veramente fa male. Seconda domanda, da che parte stare? Tutti noi ci poniamo la domanda da che parte stare. Sistemi democratici, sistemi autoritari. Fino a che Putin non ha cambiato la Costituzione e quindi è diventato presidente a vita, io continuo a sostenere che è un sistema democratico, era un sistema democratico. Quel cambiamento, secondo me, è stato, va sottolineato. E la terza questione è
la questione che riguarda l'Europa. In questo scontro l'unico che perde è l'Europa. L'Europa che aveva, attraverso la Germania ma anche con l'appoggio dell'Italia, l'Ostpolitik, che era un disegno partito, quanti anni fa lo sapete meglio di me, è saltato quando si è realizzato il più grande gasdotto che dalla Russia, saltando l'Ucraina, sarebbe arrivato in Germania e avrebbe consentito alla Germania di chiudere le centrali nucleari a carbone e fare una transizione ecologica molto più rapida. Questo vale anche per l'Italia. Quindi i danni di questa vicenda per l'Europa sono enormi. Il vantaggio degli Stati Uniti è anche che, non potendo importare il gas dalla Russia, importiamo il LPG dagli Stati Uniti. Quindi veramente da questo punto di vista la situazione europea è molto tragica, direi, e non vedo prospettive. Non so se voi le vedete. Grazie. Volete rispondere o troppa carne al fuoco, molta carne al fuoco di nuovo? Allora, cerco di essere stringatissima e provo dunque a rispondere. Allora, 1942 Mackinder, geopolitica, esiste l'Earthland, cioè la madre terra. Quella coincide con la Russia. Chi possiede quella la deve difendere perché da lì parte il potere mondiale. Schema Age? Ma probabilmente, tutto sommato, però la storia che prosegue ci racconta che effettivamente Mackinder, che pure lì per là era stato anche un po' snobbato dai suoi colleghi della società reale di geografia, bene, aveva ragione. La posizione da un punto di vista geopolitico della Russia fa sì che la Russia non riesca a uscire da alcuni schemi di politica estera e che quindi si traducono in una sorta di dispotismo, direbbe Aristotele, ecco, sul terreno interno, e uso le parole con estrema attenzione perché non sono una filosofo, non sono una giurista e nemmeno una scienziata della politica, quindi intendevo dire che diciamo la Russia è destinata ad avere un regime come dire a testa unica, con un unico grande centro di potere, anche perché in Russia c'è di etnie ce ne sono a iosa, è uno di quei paesi dove essere russo non è essere rassischi e rassiani sono due cose diverse, un po' come dire britannico e inglese, sono due cose diverse, cosa che noi però traduciamo tutto con russo e non ce ne accorgiamo. Quindi voglio dire, la geopolitica ci spiega che da un lato una vastità di territorio così ampia, una serie di comunità etniche così tra loro lontane, poco collegate, altro non può essere che governata che da una guida, diciamo, principale, unica, forte, chiamiamola poi come vogliamo. Dall'altra parte, da un punto di vista geopolitico e quindi di politica estera, questo Stato altro non può fare che difendersi dai propri vicini, con tutta una serie di strumenti, quindi più o meno di deterrenza, più o meno come dire ostili o come dire antagonisti. Per quanto riguarda il rapporto che la Russia ha con l'Unione Europea, qui rispondiamo alla seconda parte e cerchiamo allora di aggiungere qualcosa. Beh, prima giustamente Mara ricordava la frase del politico del primo ministro belga che aveva pronunciato, di cui non ricordo il nome, scusatemi, che aveva pronunciato questa frase: l'Europa è un gigante economico, un nano politico, però c'era un terzo elemento ed era un verme militare. Cioè avevo usato proprio queste tre. Ecco. E questo ce la dice lunga sul fatto che l'economia è assolutamente globale, interconnessa. La politica segue un po' tutto a una sua regola, gli stati nazionali invece con la parte militare fanno proprio fatica, ognuno si vuole tenere i suoi, si parla sempre di politica militare comune europea solo quando ormai diciamo sarebbe stata necessaria averla, quindi adesso è diventata troppo tardi. Ursula von der Leyen l'unica cosa che è riuscita a fare è a pagare dei finanziamenti, a pagare delle armi da inviare poi effettivamente alla Russia. Poi questo non era di competenza dell'Unione, quindi ad un certo punto si è detto beh, ogni Stato membro può fare ciò che preferisce, per cui adesso gli Stati Uniti nicchiano, i tedeschi invece mandano i Leopard, insomma
ognuno corre e fa un po' quello che preferisce. L'Unione Europea ha mancato di alcune visioni strategiche di lungo periodo. Ha dimostrato di avere ancora una guida legata a Consiglio europeo, quindi come Consiglio intergovernativo, in cui però i pesi politici sono differenziati. Quindi la Germania ha più potere di altri paesi, però la Germania è di Angela Merkel, perché la Germania del nuovo cancelliere così scialbo è francamente molto, come dire, ridotta. Il legame economico della Russia con la Russia, naturalmente, dell'Unione Europea si differenzia da paese a paese, ok? Quindi l'Italia e la Germania hanno maggiore dipendenza, altri paesi hanno minore dipendenza. I paesi baltici più la Polonia sono assolutamente contrari a qualunque tipo di indicazione con la Russia, che sia un negoziato o di altro genere. Tutti votano all'interno di un Consiglio europeo dove di fatto basta che uno Stato dica questione vitale, esiste il veto, per cui l'Unione Europea ha un problema interno, che è quello della sua propria governance, e ha certamente un problema legato a una totale mancanza di politica estera, quantomeno indicazione di ordine comune. Con la Russia l'Unione Europea ha avuto per soli 10 anni un accordo di partenariato e cooperazione, 1997-2007, quando l'accordo di partenariato e cooperazione è finito. È pur vero quanto ricordava Mara dal 2008 in poi, però c'è anche da dire che l'Unione Europea non ha tentato di fare una controproposta a Putin, non ci ha nemmeno provato, e non perché ci fosse l'Unione Euroasiatica, ma semplicemente non ha inteso, diciamo, proseguire questo tipo di collaborazione. Eppure un paese terzo, questo, che è sullo stesso continente, su quale una potenza civile come l'Europa si definisce, forse secondo me il dovere di provare a proporre una politica quantomeno prima quella del partenariato orientale, ecco, esisteva. Aggiungo brevissimamente che credo non sia tanto efficace porla anche in termini di regimi democratici contro regimi autoritari, perché se andiamo a guardare anche i paesi che sostengono, diciamo, questa nuova coalizione, quando vedi che c'è anche l'India, insomma, o altri paesi che possono essere tranquillamente definiti vicini, diciamo, anche a valori occidentali, capiamo bene che le questioni in gioco sono ben più grandi. Perché, aggiungendo appunto a quanto ha detto Lara Piccardo, che condivido tutto dalla A alla Z, c'è una questione che riguarda l'interesse nazionale. Quindi gli americani hanno uno specifico interesse nazionale, la Russia, la Cina, tutti questi paesi, e noi abbiamo un'Unione Europea dove c'è stata una grande mancanza di strategia e soprattutto non abbiamo imparato dai nostri errori, perché lei citava questo primo conflitto, ma noi che cosa abbiamo imparato dal conflitto dell'ex Jugoslavia? Mi verrebbe da dire. Che cosa abbiamo imparato dal passato? Ecco perché io continuo a dire l'importanza della storia, no? Della conoscenza di quello che abbiamo fatto, ed ecco perché sostengo che abbiamo evidentemente sbagliato strategia e visione dopo il crollo dell'Unione Sovietica, sia come Unione Europea, che dovevamo cercare di trarre vicino la Russia, perché adesso è comodo dire è andata con la Cina. Chi ce l'ha mandata con la Cina? Ecco, sarebbe anche da chiedersi questo. E in secondo luogo anche la questione del sistema di sicurezza. Venuto a meno il patto di Varsavia, forse si poteva ragionare con un'alleanza che potesse includere in qualche modo, e lì il diritto internazionale forse, tra l'altro ci sono comunque dibattiti anche tra i giuristi del diritto internazionale sull'efficacia, sul fatto che possa essere anche obsolescente su alcune questioni. Ricordiamo che Putin non coglie, non perde, anzi scusate, l'occasione di ricordare la questione del Kosovo e della Serbia. Quindi ecco, è questo, diciamo, doppio giochismo, questo fatto magari di non voler fare anche un po' di autocritica da parte nostra, che a mio avviso ci rende ancora più deboli. Fare autocritica, ragionare sui nostri errori non significa dire ha ragione l'altro, significa cercare di capire come fermare gli altri. E io francamente sono preoccupata non solo appunto per il futuro dell'Unione Europea, ma non vedo francamente una visione di quello che deve essere la risposta di fronte a questa sfida. Siamo in mano al futuro degli Stati Uniti, dobbiamo augurarci che siano gli Stati Uniti capaci di reagire a questa sfida. Il problema è che gli Stati Uniti hanno già dei loro problemi all'interno, e quindi questo non significa neanche assolutamente criticarli o parlare di anti-americanismo. Se c'è una cosa che non sopporto è tradurla sempre in anti-americanismo,
neocolonialismo. Basterebbe studiare le teorie delle relazioni internazionali per capire che qualunque superpotenza, che si chiami Stati Uniti, Cina, India, quello che volete, in futuro si comporterebbe molto probabilmente su alcune questioni di politica internazionale come gli Stati Uniti. Molti altri paesi forse si sarebbero disimpegnati in Afghanistan, perché una superpotenza non può essere impegnata su più fronti per una questione di risorse militari, di risorse economiche, di risorse anche sociali, degli effetti nella politica domestica. Hanno lasciato l'Afghanistan perché sapevano che sarebbe arrivata l'Ucraina. Il punto è che il concetto strategico della politica estera americana guarda l'Indo-Pacifico. Quindi il rischio, e Zelensky lo sa, che quello che è successo in Afghanistan possa accadere anche in Ucraina, ma non perché gli americani sono cattivi e anti-americanismo, perché una superpotenza deve ragionare in termini di strategici e di interesse nazionale, e noi abbiamo oggettivamente questo problema. Sì, sì, grazie mille davvero per questi interventi così ricchi, e paradossalmente direi è un conflitto che è in Europa, che abbiamo qui proprio veramente nel cuore dell'Europa, ma le previsioni per il futuro del ruolo dell'Europa come continente, del ruolo dell'Europa come Unione Europea non sono assolutamente positive. Ecco, questo è un po', è sempre più fragile l'Unione Europea. Non riesce a proporre una proposta di pace, non riesce a farsi parte attiva nel proporre appunto un negoziato di pace. Ringrazio moltissimo le relatrici, ma anche chi ha partecipato a questa conferenza per le domande molto interessanti, e anche siete rimasti così a lungo, e quindi grazie davvero per l'invito.